Dottore Calamita, ecco un bilancio di questa mezza maratona, oggi qui la premiazione, insomma un bel momento di sport. Sicuramente è un bel momento di sport, il caldo ha dato tanto fastidio, nonostante tutte le nostre attenzioni, nonostante il circuito perfettamente chiuso dalla Polizia Municipale, Carabinieri, Finanza, tutti, Polizia Stradale, però purtroppo il caldo ha fatto la differenza. Nonostante ciò 1000 atleti alla partenza, gli arrivati saranno un po' di meno perché il caldo ha fatto rallentare qualcuno, però è una gara che i siciliani amano, ma anche quelli che vengono fuori dalla Sicilia. Grazie a tutti quanti, grazie a voi per le informazioni che avete dato, per far conoscere ai cittadini di Agrigento il percorso. È una festa dello sport oggi ad Agrigento, grazie a tutti quanti. Una maratona oggi si è conclusa che ha visto la partecipazione di 1 migliaio di atleti. Sì, si è conclusa già la mezza maratona, un importante evento per la promozione della nostra città. L'altro percorso era anche all'interno della Valle dei Templi, della Via Sacra, quindi una vetrina per la nostra Agrigento, proprio come preludio di Agrigento 2025. La partecipazione è stata massima, più di 1000 atleti, naturalmente hanno dietro anche i parenti, quindi capite bene anche per le nostre attività, per i nostri commercianti, per gli esercenti di tutte le attività di ristorazione, B&B, quindi penso che questo sia anche importante affinché l'economia possa tornare sui stessi. Questo è quello che noi sempre da tempo puntiamo, non parlare di economia della cultura ma di cultura dell'economia, e questo penso che sia stata una grande risposta. Parlaci di questa esperienza, sei arrivato il primo. No, non parlo italiano bene. Non ha importanza, dai, ti è piaciuta, sei arrivato primo, qualcosa? Sono ancora, si è fermato a 4 anni, arrivo a correre 4 mesi, 5 mesi, grazie mille Presidente Nicola, grazie mille fratello Vincenzo Marsani, grazie. La prima classificata delle donne, un commento, come ti è sembrata l'iniziativa? Allora, la gara di Agrigento è sempre una gara emozionante, perché si arriva alla Valle dei Templi ed è sempre un'emozione. Era da tanto che non la facevo questa, quindi è stato un bel ritorno. Come ti chiami, nome e cognome? Nome e cognome, gentilmente. Florinda Mercadante. Da dove viene lei? Da Trapani. Una premiazione importante, lei è stata seconda in assoluto e prima nella sua categoria? Sì, SF40 la categoria. Ecco, parliamo di questa esperienza, la Valle dei Templi, insomma, ci racconti un po' le sue emozioni. Percorso meraviglioso, per nulla noioso, emozionante, suggestivo, stupendo l'entrata al parco archeologico, meravigliosa la giornata, un sole splendente, mi sono divertita moltissimo. È la prima volta che partecipa? No, sto facendo il Grand Prix delle mezze maratone, quindi questa è la terza tappa, soddisfacente.